Diamo il benvenuto al nostro ospite della domenica, Francesco Maria Attardi, attore, regista di scene in questi giorni con grande successo al Teatro Angelo Musco di Catania con I Mafiosi. Lo si può vedere oggi alle 18 e poi ancora il prossimo weekend 5, 6 e 7. Regia di Francesca Ferro che riadatta, ecco qua, vedete la locandina con tanti protagonisti, una bellissima immagine, adesso ne vedremo anche delle altre. È un riadattamento di una commedia storica, vero? Sì. Intanto grazie per l'invito, Michele, è sempre un piacere. È un testo antico, è del 1863. Caspita. Francesca l'ha riadattato un po' per portarlo in scena oggi, è di Giuseppe Rizzotto. Che è un famoso attore, esatto, commediografo catanese. Aveva una compagnia, lui era di Palermo. Tra l'altro portò in scena questo spettacolo scritto grazie all'ausilio di un professore delle elementari, Gaspare Mosca, che lo aiutò a prendere questi aneddoti, che erano aneddoti di vita vissuta da un amico di Rizzotto, ex galeotto della Vicaria, e gli raccontò degli aneddoti che succedevano in carcere, un certo Gioacchino d'Angelo, così si dice. Gaspare Mosca, il professore, lo aiutò a portare, a dargli una forma a livello drammaturgico e andò in scena a Palermo e si dice che registrò più di 300 repliche soltanto a Palermo. Caspiterina, ha avuto un successo incredibile, ma perché parlava esattamente di fatti della contemporaneità. In quel momento cominciava a tirar fuori la parola mafia non più come accezione soltanto positiva a livello... Perché all'inizio era positivo, sì, vero? Inizialmente era una sorta di sinonimo per dire un uomo di bell'aspetto, un mafioso, un uomo di una certa caratura. Poi anche generoso, un po' alla Robin Hood, esatto, vero? che rubava ricchi per dare ai poveri. In quel momento lì cominciavano a succedere dei fatti un po' diversi e il pubblico, nonostante il testo non fosse, si scrive, almeno le recensioni del tempo, particolarmente nobile a livello drammaturgico, però raccontava il profilo del mafioso dell'epoca, e quindi si delineava questo profilo di un uomo arrogante, di estrazione popolare, un uomo che era poi un surrogato del camorrista del tempo, perché ancora non c'era l'accezione dell'organizzazione mafiosa, no? Che assomiglia un po' a quello di oggi o no? Che assomiglia un po' a quello di oggi, e tra l'altro mi dai anche l'assist per raccontare che I Mafiosi della Vicaria, in questo caso I Mafiosi, riadattato da Francesca Ferro, parla anche della collusione della mafia con le istituzioni. Ecco. C'è un personaggio all'interno dello spettacolo, chi poi lo verrà a vedere sa di cosa sto parlando, che Rizzotto non dà nemmeno un nome, si chiama Incognito. Niente meno. Lo portano in carcere, nessuno sa da dove viene, come si chiama, chi è, ma è un pezzo grosso. Hai capito? Addirittura lo stesso protagonista, Gioacchino Funciazza, che è questo Rosario Minardi, interpreta Rosario Minardi, cerca anche di estorcergli del denaro, ma poi si accorgerà di aver fatto una grande fesseria, perché veramente l'istituzione. Aia. Lo stesso Gioacchino Funciazza, nella versione originale, esce dal carcere e diventa colui che porterà i voti a questo Incognito, che si presenterà al Parlamento e diventerà un pezzo grosso. Quindi malattia antica questa dell'intreccio, diciamo, con la faccia apparentemente pulita del potere, compresa la politica. Da noi sì. Oh, benissimo, questo qua, I Mafiosi. Ecco, tu con Francesca Ferro, che cura la regia, tua moglie, Yes. avete ideato da qualche anno il teatro mobile. Che vuol dire? Perché teatro mobile? Perché era un teatro inizialmente, perché mi piace fare, quando ero ragazzo, mi piaceva fare un po' la satira online, ci sono tante cose che raccontano il mio percorso, sì, e quindi andavo un po' in contrapposizione con quell'idea statica del teatro stabile. E quindi dicevo teatro mobile, ancora non si era formata nessuna associazione culturale, ma buttavo giù questo nome, teatro mobile di catena, le catene umane, per prendere i fondi, insomma. Poi Francesca, con un nostro carissimo amico, abbiamo pensato di creare questa associazione culturale e dare una forma al teatro contemporaneo, una programmazione. E da lì è stato, paradossalmente, Michele, il mio riavvicinamento al teatro, perché io per qualche anno... Ti eri allontanato? Sì, mi sono allontanato. Perché Perché le dinamiche teatrali e la variabile di questo mestiere sono le persone, Michele. Devi andare d'accordo con le persone con le quali lavori.
Io sono forse un po' troppo coerente e quindi ho cominciato ad allontanarmi un po' da alcune dinamiche e ho ripreso a fare poi alla fine che un altro amore, che è la videoproduzione. E questa è stata anche la cura un po', quindi. Sì, ho dovuto fare i conti con l'amore per il teatro, perché alla fine io mi dedico tutto me stesso. Che bello. E ho capito adesso che ho qualche anno in più che la nobiltà di quello che facciamo va oltre le dinamiche che possono esserci con gli colleghi, con chi sta alla produzione, con altre dinamiche che è giusto accantonare. E tra le vostre accantonare. produzioni c'è Sogno di una notte, non di mezz'estate, ma a Bicocca. A Bicocca. Vediamo un momentino, dai. Ah, sì. Io per esempio mi hai permettuto di correggere qualche cosa. Hai corretto Shakespeare? Modestamente. Tani a cucce Oberol. Ti sta mangiando in mano, vero? Muta il Pipo, io sono il tuo padrone. Il mio patrone è Che stiamo vedendo? Stiamo vedendo No, però stai la messa in scena di un testo che con Francesca abbiamo fatto questo corso con i detenuti del carcere di Bicocca nel 2013 o 2014, durato quasi un anno, a stretto contatto con i veri detenuti. Questi qua sono attori che vedete. Ecco. Abbiamo messo in scena il Sogno della notte di mezz'estate con questi detenuti. Francesca coordinava il corso di recitazione lì. Da questa esperienza, un po' come è successo con Giuseppe Rizzotto, le esperienze che sono successe in carcere, da lui raccontate, da noi vissute con i detenuti, sono diventate dal canovaccio uno spettacolo teatrale, ed è Sogno della notte a Bicocca. Francesca l'ha diretto, l'ha prodotto, l'ha interpretato, ha chiamato me e tanti altri attori a parteciparvi, e sono questi detenuti che vivono le loro giornate all'interno del carcere di Bicocca, quindi sono storie vere di tutti loro, sono tutte storie vere che raccontano appunto il dramma di chi è là dentro, ma sogna con la fantasia, grazie a Shakespeare, di uscire da quelle sbarre. Quindi tutto sempre un teatro ispirato alla realtà, anche Sì. più cruda, anche più difficile, diciamo, apparentemente, no? Come Sì. questa, la realtà di chi sbaglia e finisce dentro per pagare gli errori commessi. Esatto. È Sì, bella, sì. è una bella ispirazione. Bellissima ispirazione. Noi quando è finito il corso con i detenuti adulti del carcere di Bicocca ci siamo messi a piangere, noi insieme a loro. Che bello. È stato forse lì capisci il vero senso del mestiere che si fa. Quindi parli sia alle masse, ma parli anche ai cuori, di persone che non possono scegliere di venirti a vedere a teatro, ma vivono il teatro con te, chiuse fra quattro mura, ed forse quell'oretta insieme ogni 2 settimane per loro era veramente uscir fuori. Sì, è un regalo Ed è bellissimo, è un'esperienza bellissimo. davvero toccante. Sì. Hai fatto tante partecipazioni, sia come attore che come regista. Fra le altre citerei I Viceré, che è un classico straordinario, dal quale possiamo vedere un momento. Vediamo. Non dormono, no, giacciono sui loro letti con le loro troie, e i mugolii che si sentono sembrano quasi preghiere che si innalzano al nostro Signore. E in più i benedettini sono anche molto ricchi e non pregano. No, per noi lo fanno i nostri fratelli poveri, i cappuccini, che noi paghiamo affinché preghino per noi. Ma prima o poi tutte queste cose cambieranno, perché arriverà la rivoluzione, e con la rivoluzione anche i cuochi diventeranno nobili, e ai nobili taglieranno la testa. Ah, pungente questo, sì. Molto. Con Salvo Uzeda di Francalanza, spettacolo tra l'altro che riprenderemo quest'estate con la regia Bene. di Guglielmo Ferro, in scena un cast di 17 attori, capitanati dal grande maestro Pippo Pattavina. Caspita, Ed è stato complimenti. meraviglioso recitare con lui, Con lui. e dividere con lui la scena, bellissima esperienza. Bello, bene. Allora, ti definisci un creativo che ha sviluppato una sua particolare inclinazione nel raccontare il mondo in immagini. Sì. Cioè? Beh, sul creativo, creatino anche un poco. No, per me, sin da bambino prendevo la camera e giravo tutto a casa, mi facevo incuriosire da quello che era intorno a me. Infatti il primo amore in realtà forse è la videoproduzione, è riprendere tutto con la camera, fotografare, è diventato poi un Quindi vero e proprio creativo in lavoro. questo senso, perché ti Sì. piace
Tradurre in immagini. Tradurre in immagini. Oggi ha un nome questa cosa con un termine anglofono, è il content creator, no? Colui che crea i contenuti. Come si dice? Content creator. Caspita. Capito? Quante L'ho scoperto cose qualche mese fa. Vabbè, anche noi impariamo. E quindi tu sei uno di questi. Sì, sono uno di questi. Content creator. Sì, quando quindi, che ne so, anche nel mio lavoro, a prescindere dal teatro, a prescindere dalla videoproduzione, collaboro con agenzie di pubblicità e quindi devo creare delle campagne di comunicazione, io creo il format, sono un po' un art director e poi colui che effettivamente crea il contenuto, quindi o lo gira o lo monta o... E quale ti piace di più delle due cose? Recitare o stare un po'? È a periodi, Michele, ma a periodi, bellissimo questo. sì, perché sono periodi in cui voglio immergermi a piene mani nelle persone, nel teatro, vivere il momento, e altri momenti in cui voglio stare per i fatti miei, lavorare a casa, in smart, montare. Quindi adesso è il periodo social, adesso è un ibrido, perché sono un po' in scena e un po' a giro, quindi... E ha girato tra l'altro Sì. Chiacchiere da bar, tratto sì. dal libro di Francesco Russo, Il vestito cucito addosso. Ah, Lui ecco. fa- Sì, Francesco Russo è un collega giornalista, un carissimo amico. Qui leggo qualcosa del suo un ragazzo, guarda che folta chioma. Vediamo, aspetta, perché non lo stiamo vedendo, vediamo. Eccolo, guarda che folta chioma. Persino Che di meraviglia. giorno, quando tutto era fermo e le uniche anime vive che gironzolavano come cani randagi si vedevano al supermarket o al bazar di Conrad, le luci di quell'insegna riuscivano ad attirare l'attenzione di pochi passanti. Il Menson's Bar dalle 19 in poi era tappa fissa di vecchi ubriaconi, strafatti, falliti, puttane e debosciati. Esistevano due tipologie di frequentatori del Menson's Guarda, Bar. Ma qui era la presentazione del suo libro, Francesco Russo, giornalista ma anche autore, scrittore, con tante pubblicazioni alle sue spalle, è un caro amico. Qui leggevo, eravamo tra l'altro se non ricordo male, al castello di Aci Castello. Beh, deve essere un posto bellissimo che si vede questa immagine esatto, pulita. c'erano le spalle, esatto. Questo racconto è diventato un cortometraggio che forse online difficilmente si trova in qualche pagina. Questo racconto è diventato un cortometraggio che con Francesco abbiamo riscritto, ho chiamato sempre una squadra di attori, che poi il comune denominatore in questi anni sia nel teatro che quando giro è chiamare gli amici. Gli amici. Che bello. Senti, ma lì tu stavi recitando o gli stavi facendo vedere come doveva recitare qualcun in questo altro? caso stavo leggendo semplicemente una pagina del suo racconto. Va, bellissimo però. Non si sapeva ancora che sarebbe diventato un cortometraggio. Un corto Chiacchiere da bar, perché chiacchiere? Era proprio... Sì, perché raccontava di 4-5 protagonisti che, con un unico denominatore che era il barista che ascoltava le loro storie. Poi si scopre che il barista è il colpevole di di ogni storia, del dramma di ogni storia. Caspita, quindi bello c'era intreccio, la tradizione, il tradimento della moglie, c'aveva l'uccisione del cane, quindi è un poliziesco in realtà. Sì, è una un po' noir, devo come dire, sì, è un bel lavoro, è stato. Senti, poi hai fatto anche la regia di un cortometraggio che è in francese, Le Fils de l'Homme. Le Fils de l'Homme, sì, è stato un cortometraggio girato interamente a lingua glossa, paesino alle pendici dell'Etna, sempre con una squadra di amici meravigliosi, coprodotto dall'associazione Jabal di Agostino Zumbo, che anche lui è il protagonista di questo cortometraggio, con Francesca Ferro, Giovanni Arezzo, Giuseppe Brancato, anche loro grandi amici. Vediamo un attimo un momento, che noi qui dobbiamo prendere pezzetti, ci perdonerai, ma... Metti che mi dà fastidio chiamarlo papà che c'ha la faccia di un altro. Esagerato, sei sempre esagerato. Ma poi basta pensare che con questo intervento si è risolto tutto, no? Speriamo. Che bel senso, qui dove siamo? A lingua glossa, piazza Lingua principale. Grossa, Non c'era bello. vecchio prima. Sì, è mio padre, solo che siccome sta poco bene, quindi ci sto io qua adesso. Deve aver avuto tardi tuo papà, vero? A te che te ne fotte quando era la vota? Signorina, per favore, non Sì, sono l'ultima di 6 figli. Ecco. sei signorina. Perché ci stai tu qui, non ci stanno i tuoi fratelli? Perché i miei fratelli sono nei campi a lavorare, quindi qua ci sto io. Bastianuccio, dobbiamo fare ancora conversazione. Signorina, per favore, ne dasse mezzo chilo di mele verde, grazie. Ci sono solo mele rosse. No, allora niente, la stessa stare. Vanno benissimo. Che vanno benissimo, ma facciamo tu. Senti, ma
con i sottotitoli perché ha partecipato a qualche festival internazionale. Internazionale, abbiamo provato il titolo è in francese, però i Sì. sottotitoli sono anche in inglese, quindi Sì. In realtà il titolo si riferisce anche a qualcosa di sacro, il figlio dell'uomo. sì, a un'opera di Magritte. Infatti c'è lì spesso l'iconografia compare sia all'inizio che alla fine del film, è pieno di citazioni questo cortometraggio, ecco qua. Ideato e curato da te. Sì, l'ho scritto e diretto. Sì, esatto. Diretto. In quel periodo, caro Michele, qua parliamo di 2013-14, mi piaceva veramente sperimentare, cominciare a capire se potesse essere questa la mia strada. Avevo sì e no, non so, 24 anni, 25 anni. Bellissimo. Quindi sono bellissimi ricordi, anzi grazie per averli condivisi perché Ma grazie a te che ci permetti di condividerli con te. Un altro ancora è addirittura precedente, qua Sì. se non sbaglio, perché torniamo indietro di 2 anni, 2012, il migliore studio della città, sempre il nostro Francesco Maria regista. Proviamo a vedere un attimo. Questo è... Fra poche ore sarà... qualche ora, sì. Sarà pubblicato il migliore studio della città, e qua siamo con parte del cast. Sì, ma io sono stufa qua ad aspettare, io non ce la faccio più, io vado a casa. Sì, Francesco. Perché c'è freddo e Io la non è faccio possibile. E io credevo che l'apertura fosse prima. L'apertura. Pubblicazione, Francesco, ma che palle questo migliore studio della città. Guarda, Diciamo, che noi una siamo sorta di ribellione. Sì, qui eravamo a Taormina che stavamo proponendo anche il cortometraggio al Festival di Taormina. Questo è un video bellissimo, Bellissimo, che avete perché- preso, Vabbè, vediamo rubato. un altro momento, si vede quanto sei incavolato per non dire. Ciao, cosa volessi dire? Lui era un fan sfegatato del cortometraggio che... Dillo, lo aspetti con ansia. Sì, grazie. Ecco, ansia però in questo momento non c'è in mano. Per dirvi, ridi. Però per dirvi che siamo tra pochissimo sarà pubblicato questo Collaborazione 25 scarsa, meno, come dire. Totalmente, era prevista, sono state le 2 di notte. No, è Il stupendo, cortometraggio vede coprotagonista Francesca Ferro che interpreta la psicologa di questo studio, questo migliore studio della città, con un gran caro amico Federico Magnano Sallio che interpreta il... Ma tu perché li costringi di notte a stare lì? Perché Ma non lo so, non mi chiedere, non mi ricordo. non erano particolarmente entusiasti, però nemmeno tu della loro, No, per niente. come dire, indiretta ribellione. C'era una forma... Purtroppo si deve pubblicizzare, c'era quel mezzo, era YouTube a quel tempo, quindi ecco. i Comunque, social... comunque è divertentissimo perché si vedono le tue facce e si vedono anche loro che è tutto molto realistico e insieme anche teatrale. Bene, poi abbiamo un documentario importantissimo su Vincenzo Bellini. Sì. Caspita, questa è una cosa importante. Te l'avevano richiesto su commissione? È stato un progetto presentato per la Regione Sicilia, ho avuto il piacere e l'onore di dirigerlo, e tra l'altro con un cast di caratura, fra tutti Pippo Pattavina, che è stato per me la prima volta nello schermo alla direzione. E quindi... Questo è molto più recente. Questo è recente, parliamo di durante la pandemia è stato girato. Durante la pandemia. Possiamo vederne un momento, Sì. dai. Ho scritto molto, composto molto, una messa da requiem, una messa pastorale, un tantumergo, diverse sinfonie, musica che veniva suonata mentre ero in vita. Ora non più. La verità è che sono Vincenzo Nicola Tobia Bellini, ma per tutti il nonno del grande Vincenzo, il cigno. Emozionante solo a sentirlo, veramente. Oltre che a guardarlo. Un bellissimo lavoro storico scritto da Antonello Capodici, attinto a fonti storiche reali e romanzato a altre, quindi si parla di questo mistero di come sia morto in realtà Vincenzo Bellini, la sua infanzia, gli incontri amorosi. Chiaramente tutti sappiamo che Vincenzo era un bellissimo ragazzo, un uomo tomber de femme, e quindi disseminava dappertutto donne, amori, Di cui si fugaci, vantava anche. di cui si vantava particolarmente. Ecco. Qua si parla sia di amori giovanili ma anche di amori artistici.
come la Malibran, che era una... secondo Capodici la Lady Gaga del tempo, ossia una soprano famosissima e particolamente ricordata per i suoi costumi, per il suo estro, per la sua estrosità. Ed era una sua conquista. Ed era una sua conquista, lei sposata, si dice solamente artistica, quindi un fascino, almeno da parte di lei verso di lui artistica. Lui forse era veramente innamorato dell'amore, Vincenzo Bellini. Bellissimo. Senti, poi hai fatto ancora tra gli altri cortometraggi, uno dedicato a Catania, la provincia dei suoi tesori, volti e luoghi della Catania letteraria. Sì, questo per Qui siamo tornati un po' indietro. Qua siamo tornati un po' indietro, questo è per i beni culturali. Un documentario che in realtà oltre a Catania prende tappe come Vizzini, Mineo, Aci Castello, racconta la Sicilia, diciamo del nostro entroterra, con citazioni di autori siciliani. Fare documentari di questo genere? Impegnativo, dico. È impegnativo soprattutto nel breve tempo che hai per produrli. Ah sì? Poco tempo? Spesso perché metti la provincia, i luoghi, studiare tutto. Ci sono delle variabili di spostamento. Ecco, qui per esempio dove siamo? Piazza Università. Piazza Università. Aspetta, alziamo un attimo l'audio. E simboleggia le tre civiltà, la punica, l'egizia, la cristiana. Ecco le parti. No. Il monumento dell'elefante. Ma Carlo? Meraviglia. Ma state girando in costumi, o sbaglio? Questi, in realtà loro in questo particolare prodotto audiovisivo, loro sono gli unici vestiti anni 50. Ecco. E sono trapiantati nella modernità, quindi anche la stessa autovettura che gira per la Sicilia, questa meravigliosa Alfa. Infatti più avanti, questo tra l'altro documentario è pure online, si può visionare. Che bello. Su YouTube. Sì, sono questi due turisti che rivivono tramite i libri e le citazioni degli autori la Sicilia. Tra l'altro è stata una bellissima esperienza anche per vedere luoghi che non avevo mai visto all'interno, le chiese di Vizzini, non smette mai di imparare, la strada lunga di Mineo, che è una strada lunghissima, bellissima, una bellissima Questo esperienza. si intitola, per chi vuole andare a guardarlo, poi Volti e luoghi della Catania letteraria. Da Giovanni Verga a Giuseppe Bonaviri. Ah, ecco, perfetto. E adesso per chiudere ci vediamo un clip musicale con Mario Venuti, di cui ha curato la regia. Il nostro... Grazie, complimenti. Allora, oggi alle 18 i Mafiosi al Teatro Angelo Musco a Catania, e se no la settimana prossima, il prossimo weekend, 5, 6 e 7 maggio. Vi aspettiamo. Francesco Maria Tardi, complimenti e grazie. Grazie a voi.